Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo! C'è un po' di avvilizione, perché purtroppo non giocheremo più a tennis qua e cerchiamo un'altra location, quindi state sempre in contatto perché prima o dopo ci rivediamo. Comunque c'era questo qua, ma darmi cascuni dottori, io ho un problema, che mi dici, io ho le femmine sorde, sordissime, che le porti cano. Non ho il seno a voi di venire, perché che si vergogna, così colà, ma si fa la sapere a dare le cure, per via di si è sorde, ma non c'è un modo per via di se bisogna fare le visite, per via delle orecchie, non è, almeno per sapere un momentino, no? Quanta sordità, facendo una roba, è un po' un metodo spartano, però tutto va a stiare, vai a casa, apri piano, vedi dov'è la moglie, no? Poi entri, gli fai una domanda, poi vai avanti un po', gli fai la stessa domanda, poi vai avanti un po', quando lei ti risponde, in base alla distanza che lei ti risponde, noi capiamo, almeno così, capiamo quanto sorda è. Vabbè, questo qua va a casa, la moglie era in cucina, lui entra e fa: amore, cosa c'è per cena? La moglie non risponde, va avanti ancora un po'. Amore, cosa c'è per cena? Questa va avanti ancora un po', non c'è risposta. Va avanti ancora un po'. Amore, cosa c'è per cena? Niente. Praticamente questo qua entra in cucina, attaccato alla moglie, e fa: amore, cosa c'è per cena? È la quarta volta che ti dico patate col pollo. Eccoci qua, signori, carissimi, cosa devo dire? Buon pomeriggio. Qua è l'insegna e quando si toglie l'insegna è finita. Siamo qua al Club Interno, nel freschetto, abbiamo pulito, stiamo rimettendo tutto perché ci hanno mandati via. Purtroppo verrà fatto l'ospedale nuovo, anzi purtroppo, fortunatamente arriva l'ospedale nuovo, noi ci vedremo da qualche altra parte, però vogliamo ancora tirarvi su di morale con Galan Tennis, perché è nato tutto qua. E quale barzelletta potremmo dire? Potremmo dire anche questa qui, la facciamo un po' piccantina, partiamo con una piccantina. C'era questa qua che pensava che la moglie lo tradisse, allora cosa fa? Porca miseria, va a vedere che lo fa. Uno gli dice: ma fai una cosa, prendi un pappagallo che lo metti a casa, in camera, e lui ti vede tutto quello che deve vedere, poi ti riferisce. Allora va a cercare un pappagallino, e dice: mi scusi, mi commenterei su un pappagallo, che l'ha visto c'è bien, che lei, ma Trovenia, vendo 2.000 euro. Che miseria, ma mi pare una massa, no? 2.000 euro? Facendo un errore, che là 1.000 euro, però c'è cara, vi ho dute, no, ma io di viodi e dimmi, vonde, non ha di fare un colore, no, allora c'è quel pappagallo là, vedo che spelato, senza giambu, senza zampettine, si tiene su per la bighetta, per il trespolo, sì, si tiene, però è intelligentissimo, vede tutto, sente tutto e riferisce tutto. Vabbè, tra pisa 50 euro, e da 50 euro, e mette questo pappagallino, gli dice al pappagallino: guarda che devi vedermi tutto. Boh, papagallino si mette nel trespolino, si prende per la bighettina, lì. A un certo punto, la sera arriva a casa e gli fa il parone. Allora, guarda, stamattina ho sentito suonare, è arrivata tua moglie aperto. Sì, ma chi era? Ha detto: sono l'idraulico. Boh, e dopo mi sono un po' spostato nel trespolino, ho visto che sono entrato in camera da letto. Oh, che miseria. E dopo mi sono spostato ancora un pochettino e ho visto che lui si toglieva la maglia e anche lei si è tolta la maglia. Oh, che miseria. E dopo mi sono spostato ancora un momentino, ho visto sempre nella camera che lui si è spogliato completamente, ma anche tua moglie si è spogliata completamente. Oh, che miseria. E dopo si sono messi nel letto e hanno fatto quello che dovevano fare. E dopo non mi ricordo più niente perché mi ha tirato la bighetta e sono caduto dal trespolo. Questo era per iniziare. Andiamo avanti ancora finché ce ne arriva il re, siamo sempre qui nell'ex ufficio dell'Internos. Allora ci sono questi due amici sordi, proprio non sentivano come campane sordi, che vanno su a scopare al bar, allora, siete bello, primiera, io rebello, 4, 6, 4 e 2, 6, a un certo punto, casino, il barista è lì, come vonde, prego, no, come vonde, prego, come vonde giocare a carte che mi state disturbando tutti i clienti, prego. Via,
porto via le carte, no, porto via le carte, insomma, porta via le carte, questi qua si trovano così, a brevità, e come non so portare via le chiacchiere, vino di fa, e boh, facciamo 4 chiacchiere, va? Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galast mi piaci. Via Podgora, via Podgora. All night long. Podgora, via Podgora. Galast mi piaci. Vergognosissimo.